Buona giornata a tutti voi telespettatori di Rete Veneta, ben trovati anche in questo Focus TG di mercoledì 7 di settembre. Come sempre molta cronaca, purtroppo partiremo anche con l'ennesimo incidente mortale nel nostro territorio, parleremo di economia, di sanità evidentemente, ma anche di cultura con la mostra del cinema di Venezia e tante altre notizie che arriveranno, compreso il dibattito sull'avvio dell'anno scolastico, da ridurre, forse sì, forse no, a 5 giorni a settimana, la cosiddetta settimana corta. Ormai all'inizio dell'anno scolastico mancano 5 giorni, lunedì la prima campanella per tutti gli ordini di scuola, ma appunto il dibattito è aperto, c'è chi sostiene questa iniziativa, c'è chi invece è contrario, ne capiremo di più tra poco. Partiamo allora con l'ennesimo incidente sulle strade del Veneto. La tragedia è venuta alle 6:30 di questa mattina a Cavino di San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana. Una donna stava facendo jogging, è stata investita da un furgone ed è morta. Travolta e uccisa mentre alle 6:30 del mattino stava camminando o correndo vicino a casa sul ciglio stradale prima di andare al lavoro. Erika Fantinato, 54 anni, di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, madre di 3 figli, è morta investita da un furgone. Sembra che mentre andava di corsa lungo via Brenta, al confine con Campodarsego, la donna abbia improvvisamente scartato verso il centro della strada e, forse a causa delle cuffiette, potrebbe non essersi accorta che alle sue spalle stava arrivando l'automezzo. Il furgone era condotto da un 34enne romeno residente a Curtarolo e diretto per lavoro a San Giorgio delle Pertiche con a bordo un'altra persona. L'autista avrebbe riferito di non essere riuscito a scansare la podista che dava alle spalle all'automezzo. L'impatto è stato violentissimo, la 54enne è finita sul parabrezza del furgone, battendo la testa e morendo sul colpo, sbalzata poi nel fossato. Non ci sono stati testimoni dello schianto e in zona non ci sono telecamere. Nella via il limite di velocità è di 70 orari, ma non essendo in un centro abitato, ha spiegato il sindaco di San Giorgio Daniele Canella, giunto sul posto, non si può abbassare né si possono installare dei dossi. La dinamica dell'incidente è comunque al vaglio del comando di polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. Negativo all'alcol test il conducente del furgone. Per recuperare il corpo senza vita di Erika Fantinato sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco. Il PM Emma Ferrero ha disposto l'autopsia. La vittima, oltre ai 3 figli, lascia l'ex marito e il compagno. Torniamo a Godega, Sant'Urbano, tragedia 3 settimane fa della morte di 4 ragazzi a bordo di un'automobile. C'è stato un altro incidente con 3 feriti ieri pomeriggio intorno alle 17:30, questa volta lungo la Pontebana. I vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano sono intervenuti per uno scontro che ha coinvolto 3 automobili, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'utilitaria 2 persone che erano rimaste incastrate. Tutti e 3 i feriti sono stati affidati alle cure del SUAMI 118 e accompagnati in pronto soccorso. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico sono arrivati i carabinieri. Dagli incidenti sulla strada agli incidenti sul lavoro, si aprirà il prossimo 26 gennaio il processo per la morte di Mattia Battistetti, morto sul lavoro il 29 aprile del 2021. È stata fissata appunto la data dell'udienza preliminare, la famiglia è pronta a costituirsi parte civile. Finalmente abbiamo avuto una svolta che aspettavamo da tanto tempo, e cioè che il pubblico ministero ha fissato l'udienza preliminare del processo penale per Mattia, e questa è la data che ci è giunta, è il 26 gennaio 2023, quindi mancano ancora tanti mesi, ma per noi questo è un passo importante. La data è finalmente ufficiale ed è così che i genitori di Mattia Battistetti tornano a sperare nella giustizia per quel figlio morto il 29 aprile 2021 mentre stava semplicemente lavorando in un cantiere edile in via Magellano Montebelluna. Mattia, operaio 23enne, venne travolto e ucciso da un bancale di impalcature del peso di 15 quintali, una decina gli indagati tra vertici aziendali e responsabili del sito. L'ipotesi di reato resta principalmente quella di omicidio colposo. I rinviati a giudizio sono 5
e 5 sono in una specie di stand-by che adesso vedremo cosa deciderà il pubblico ministero. Il 26 gennaio 2023 mamma Monica con papà Giuseppe e la sorella Anna saranno in tribunale a Treviso. Entreremo solo ed esclusivamente per ascoltare ed eventualmente per costituirci parte civile. Quelli rinviati a giudizio ci diranno qual è la loro decisione, che cosa hanno deciso di fare, non a noi ma lo diranno al giudice. Ringrazia i magistrati Monica, sa che i carichi di lavoro della procura sono elevati, certo non sarà una fase facile legalmente ma soprattutto psicologicamente. A dire che me lo aspettavo, da una parte sì. Da un'altra parte è stato un grande colpo, non posso negare che non è facile sapere che devi andare al processo per la morte di tuo figlio. Un'altra tragedia sul lavoro ieri a Montecchio Maggiore, in un centro ippico. Il gestore è stato colpito da una scarica elettrica mentre operava sopra un silos di un maneggio. È morto praticamente all'istante questa mattina Mariano Barban, 56 anni, rinomato gestore del centro ippico in via Carbonara a Montecchio Maggiore. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era salito poco dopo le 9 sopra un silos contenente il mangime per i cavalli all'interno del maneggio. Pare fosse intenzionato a rimuovere un nido di insetti sulla sommità della struttura a 5 metri di altezza. Nell'operare con un'asta metallica avrebbe però inavvertitamente toccato i fili elettrici della linea a media tensione che attraversa la tenuta e che erano sospesi a poca distanza proprio in corrispondenza del silos. Immediato è scattato l'allarme e l'arrivo dei medici del SUEM, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale dello Spisal. Prima di tutto però è stato necessario l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno staccato la corrente e messo in sicurezza la linea. Purtroppo quando i soccorritori hanno raggiunto l'uomo rimasto riverso sul tetto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori. Una notizia dell'ultima ora ci porta invece in Africa, in Mozambico, lo possiamo vedere anche dal sito dell'agenzia SIR, attacco terroristico a Cipene, uccisa Suor Maria De Coppi, comboniana, la notizia è proprio di pochi minuti fa, un attacco terroristico nella notte nella missione della diocesi di Concordia e Pordenone nel Mozambico meridionale, si è concluso tragicamente con la morte di Suor Maria De Coppi, missionaria comboniana che aveva 83 anni, si trovava in Mozambico dal 1963, era originaria di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano. Il centro missionario diocesano conferma che i ribelli hanno assaltato la missione dando poi fuoco alle opere parrocchiali. Suor Maria è rimasta uccisa durante l'agguato, tutti i sopravvissuti sono in fuga. La comunità contava 4 suore, 2 fidei donum scampati miracolosamente all'attacco. L'uccisione di Suor Maria De Coppi è stata confermata dalla sua congregazione. Il vescovo della diocesi di Nacala è in viaggio verso la località dove è avvenuto appunto questo attentato nel corso della notte. Suor Maria De Coppi, appunto 83 anni, è stata vittima di questo attentato. Torniamo al territorio nostrano con un caso di violenza alla sagra di Villanova di Campo San Piero, un 26enne è stato accoltellato. Rissa e coltelli durante l'antica sagra del Santo Sepolcro a Villanova di Campo San Piero. Momenti di paura lunedì sera quando è scoppiato un violento litigio tra ragazzi. Un 26enne alla fine ha avuto la peggio ed è rimasto ferito ad una gamba. Tutto è iniziato quando 2 fratelli che stavano camminando con il padre hanno incontrato altri 2 ventenni del posto. Per ragioni ancora da chiarire hanno iniziato a litigare e dagli insulti si è passati alle mani. I 2 aggressori armati hanno ferito uno dei 2 fratelli con 2 coltellate alla coscia, per poco non hanno toccato l'arteria femorale, poi hanno tentato di colpire l'altro fratello e il padre con una mazza da baseball. Il tutto sotto gli occhi dei cittadini che si trovavano nell'area giostre della sagra paesana. Un passante ha anche tentato di disarmare uno dei 2 aggressori, ma i ventenni si sono dati alla fuga. Sul posto i medici del SUEM e i carabinieri che hanno sequestrato la mazza da baseball. I 2 aggressori sono volti già noti alle forze dell'ordine e quello che ha usato il coltello rischia ora una denuncia per lesioni gravi. Un'altra lite, un'altra rissa invece fra 3 giovani all'esterno di un locale in centro a Montebelluna con tanto di lancio di sedie. Sono intervenuti i carabinieri.
Le urla, le sedie lanciate sotto la Galleria Mannei in pieno centro a Montebelluna, attimi di paura domenica poco dopo mezzanotte. Il tutto accade fuori da un locale ad un tavolino. Sono seduti 3 ragazzi. Quello che succede dopo è nella ricostruzione dei carabinieri. Il titolare avrebbe chiesto il pagamento anticipato delle consumazioni. Poi all'improvviso tra i 3 clienti in evidente stato di alterazione psicofisica causato probabilmente dall'alcol scoppia una violenta lite con tanto di lancio di sedie. Cosa sia stato a scatenare l'alterco non è ancora chiaro. Tutto sotto gli occhi attoniti dei presenti. E alla fine qualcuno chiama i carabinieri che, arrivati sul posto, raccolgono le testimonianze dei presenti. A terra oggi i segni di quanto accaduto, macchie di sangue di qualcuno probabilmente rimasto ferito da una delle sedie lanciate. Le indagini proseguono per dare un'identità ai responsabili e per capire i motivi della rissa, che rappresenta l'unica nota stonata in una domenica di festa per Montebelluna, che ha visto 25.000 persone in città per l'ultima giornata del Palio del Vecchio Mercato. Sicuramente la situazione deve essere monitorata, mi sembra ovvio, è il dovere delle autorità e dell'amministrazione. Non credo che ciò che è accaduto possa mettere minimamente a repentaglio la bontà della manifestazione. In ogni caso, siccome l'amministrazione ha il dovere, come dicevo, di monitorare tutto quanto, abbiamo già predisposto nei giorni scorsi proprio un monitoraggio capillare per quanto riguarda le esigenze dei giovani all'interno della nostra città, per poi proseguire con dei progetti mirati. Ora c'è la pubblicità, tra poco altre notizie, cronaca e aggiornamenti dal territorio. A tra poco. Ancora ben trovati in Focus TG di questo mercoledì 7 di settembre, ancora cronaca dal nostro territorio. Parliamo di un furto sventato all'ufficio postale di Grisignano di Zocco. È stato fondamentale il contributo dell'impianto di videosorveglianza. Grisignano di Zocco, un furto nell'ufficio postale di Via Dante sventato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È accaduto durante la notte scorsa quando, poco dopo le 2, un allarme è scattato nella centrale operativa di Milano, una sede che permette di controllare la sicurezza in tutti gli uffici postali di Vicenza, dove sono presenti 135 impianti di videosorveglianza e la possibilità in remoto di azionare circa 400 telecamere installate. E infatti l'operatore aveva notato un'anomalia: la telecamera puntata sullo sportello automatico Bancomat era stata spostata. Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine, che subito intervenute hanno constatato la manomissione e ripristinato il consueto collegamento. La zona poi è stata monitorata a lungo. Questo genere di modalità prelude generalmente un attacco vero e proprio da parte della criminalità. Ancora nel Vicentino, a Montecchio Maggiore, dove continuano le ricerche di un chitarrista scomparso. Continuano le ricerche per ritrovare Ivan Dragicevic, l'uomo di 39 anni, serbo e residente ad Alte Cecato a Montecchio, che il 2 settembre sarebbe uscito di casa senza cellulare, facendo perdere le sue tracce e non presentandosi al concerto che avrebbe dovuto tenere con la band con cui suona. A dare l'allarme i familiari, che hanno allertato i carabinieri della compagnia di Valdagno, che hanno fatto scattare le ricerche attivando i protocolli previsti e inoltrando la comunicazione alla prefettura di Vicenza. Coinvolti nelle ricerche anche i vigili del fuoco. Ora un paio di operazioni della Guardia di Finanza. Cominciamo dalle Fiamme Gialle di Venezia, che hanno scoperto che 11 distributori della provincia dichiaravano al Ministero prezzi differenti da quelli effettivi. Rischiano una multa fino a 3.000 euro. Confermato con droga, Allora, questa la recuperiamo dopo. Torniamo alla cronaca con un pregiudicato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga, condannato a 1 anno di reclusione, pena sospesa. Altavilla Vicentina, un pregiudicato padovano viene fermato nella notte dai carabinieri. A bordo dell'auto i militari trovano 20 grammi di cocaina, meno di mezzo grammo di marijuana e 2.200 euro in contanti. La droga e i soldi sono stati sequestrati con un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento degli stupefacenti. L'uomo, accusato di spaccio di droga, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, al termine del quale è stato condannato a 1 anno di reclusione e 800 euro di multa, pena sospesa.
Un'altra allora operazione della Guardia di Finanza: sono stati sequestrati ad un'azienda di Cassola di alcuni imprenditori 475.000 euro tra beni e denaro per fatture fittizie. Su questo stiamo raccogliendo ulteriori dettagli, avremo un servizio nell'edizione di questa sera delle 18:50. Dovrebbe essere pronto adesso invece il servizio da Venezia sull'operazione delle Fiamme Gialle, che riguarda i distributori, 11 distributori di carburante che dichiaravano prezzi differenti da quelli effettivi. 11 distributori di carburante a Mestre, Jesolo, Salzano, Musile di Piave, Mira, Cavarzere e Chioggia pubblicizzavano prezzi più bassi di gas, benzina o gasolio rispetto a quelli effettivamente praticati ai clienti. Ci sono sia le cosiddette pompe bianche, ma ci sono anche gestori di note catene di distribuzione. L'indagine delle Fiamme Gialle veneziane, che hanno intensificato i controlli sul territorio, in questo caso 30, arrivando a scoprire manovre speculative e anticoncorrenziali dei gestori a danno dei consumatori. Si è trattato di riscontrare un'irregolare comunicazione di quelli che sono i prezzi praticati da appunto i vari distributori controllati, e quindi i controlli sono stati indirizzati sotto due aspetti principali. Il primo, appunto, teso a verificare che i prezzi venissero correttamente pubblicizzati tramite le tradizionali cartellonistiche esposte e quindi visibili dalla carreggiata, e sia all'interno proprio delle aree di servizio, e che quindi il consumatore venisse adeguatamente informato rispetto al prezzo praticato. Sono state contestate anche violazioni come l'omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati dal distributore attraverso il portale Osserva Prezzi Carburanti. Magari non tutti lo sanno, ma sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico esiste l'osservatorio prezzi carburante che permette a tutti i consumatori di verificare in tempo reale quali sono i prezzi praticati per regione, per provincia, e il nostro compito quindi è quello di andare a verificare che i singoli esercenti siano tempestivi nel comunicare appunto l'aggiornamento dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. I gestori rischiano una sanzione fino a 3.000 euro in base alla gravità dell'illecito. Se si pensa comunque al fatto che si tratta di piccoli esercenti, la sanzione non è irrisoria, e questo proprio perché si ritiene che sia importante, specie in un momento come questo dove sappiamo bene quanto i prezzi del carburante vadano a incidere sul portafoglio dei contribuenti, che gli stessi siano adeguatamente appunto informati e che tutti quelli che sono gli strumenti legislativi per tutelarli vengano adottati. Andiamo a Vittorio Veneto, dove già a metà luglio nelle acque nel letto del fiume Monticano risultavano scaricati rifiuti di ogni tipo. Nonostante le segnalazioni dei residenti, dopo quasi 2 mesi le immondizie sono ancora lì. Vestiti, scarpe, piatti, un asse, un ferro da stiro, gomitoli di filo, tappeti e poi decine di sacchi dell'immondizia. Tutto gettato sul greto del fiume Monticano a Vittorio Veneto. Era un primo pomeriggio di quest'estate, appunto, a fine luglio, circa a metà fine luglio, quando ci siamo accorti nelle prime ore del pomeriggio di questo scarico inopportuno. L'amara scoperta fatta da alcuni residenti. Abbiamo subito interpellato chi di dovere, sappiamo che in questo mese e mezzo sono usciti comunque i vigili per vedere se all'interno di questi rifiuti potevano trovare documenti o qualcosa, insomma, per poter risalire al proprietario di tutto questo. Sappiamo che sono stati trovati. I rifiuti erano stati abbandonati sulle rive del Monticano, ma con il passare delle settimane, anche a causa delle piogge, sono finiti sul greto del fiume. Da metà luglio ad oggi si sono mossi, l'acqua non è stata abbondante, però comunque sono scesi. In questi giorni il Monticano è ancora in secca, ma le precipitazioni previste nei prossimi giorni potrebbero ingrossare il corso d'acqua e trascinare le immondizie. Tra i residenti cresce il disappunto, ma anche la preoccupazione per un possibile danno ambientale. Dopo un mese e mezzo, 2, insomma, pensavamo e speravamo che il tutto potesse essere raccolto. Andiamo ora a Marghera con un presidio dei lavoratori della Eco Multiservice Ferrotel. Ieri pomeriggio sono tutti a rischio licenziamento.
Sciopero e presidio dei lavoratori della Eco Multiservice del Ferrotel, che si occupa dell'accoglienza dei clienti e della pulizia. Si tratta di un appalto delle Ferrovie dello Stato con la struttura di Mestre in cui pernottano i lavoratori delle aziende in trasferta, che l'Eco Multiservice ha deciso di chiudere, con i lavoratori che rischiano così il licenziamento. E chiediamo che sia possibile ricollocare queste persone che ad oggi, a fine ottobre, rimangono senza lavoro. Perciò siamo qua a dimostrare, l'azione di oggi è dimostrativa, ci sono anche i lavoratori del gruppo FS a dimostrare solidarietà e pertanto quella di oggi non è un'azione estemporanea, ma sarà un'azione che fa parte di un'avvertenza che porteremo fino in fondo. Ora a Treviso andiamo sulle mura, letteralmente sulle mura, con la denuncia dell'associazione Treviso Sotterranea. Nell'indifferenza di tutti è stata demolita a colpi di mazzetta una vasta porzione di cordolo in pietra d'Istria al bastione di Santa Sofia lungo le mura cinquecentesche. Ci chiediamo, scrive l'associazione, se l'intervento sia stato autorizzato dalla sovrintendenza. Lo speriamo. Una porzione di mura costruita nel 1518 è andata irrimediabilmente perduta. Il cordolo, se pericolante, secondo l'associazione, andava restaurato e non demolito. Dal municipio di Treviso, per tutta risposta, fanno sapere che il cordolo all'altezza delle scuole Prati era pericoloso per l'incolumità pubblica e andava rimosso, con l'impegno di conservarlo e ripristinarlo appena le radici dell'albero che lo spingeva in fuori e la pianta stessa saranno rimossi. Ora un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ancora Focus TG fino alle 13:30. State con noi. Di nuovo bentrovati in Focus TG su Rete Veneta. Domenica a Conegliano, in Piazza Cima, in via 20 settembre, nelle vie del centro storico, c'è stata la festa delle associazioni, tradizionale appuntamento di inizio settembre, durante la quale però sono stati esposti anche simboli fascisti, ma anche in altre parti della provincia di Treviso si troverebbero calendari e gadget ispirati al ventennio. Allora l'ANPI, l'associazione Partigiani, ha scritto al prefetto. Ci sono molte edicole in giro per la provincia che hanno questi calendari di esaltazione praticamente delle imprese di Mussolini, il colonialismo e altre cose. Si ha il senso proprio di una apologia di reato, di apologia del fascismo. Calendari, bottiglie, magliette. L'ANPI di Treviso ha inviato una lettera al prefetto Angelo Sidoti per segnalare l'esposizione di oggetti e gadget che richiamano al duce, citando in particolare dei casi a Conegliano e Mogliano Veneto. Quindi abbiamo ritenuto di far presente al signor prefetto questo, e invitandolo anche cortesemente a intervenire presso le forze di polizia e anche presso la magistratura. A Conegliano c'è stato un intervento della polizia locale che ha fatto togliere quella maglietta che avevano esposto l'associazione dei paracadutisti, che poi si sono giustificati dicendo che era la targa di una macchina. Sarei curioso di vedere quale macchina aveva quella targa. Simboli esposti domenica alla festa delle associazioni di Conegliano, proprio di fronte al gazebo dell'ANPI, sottolinea Varnier. Da lì la segnalazione ai vigili che ha portato alla rimozione di quella che viene definita un'esibizione fascistoide. Una presa di posizione, la missiva al prefetto, condivisa anche dalla CGIL. Il segretario generale Mauro Visentin e il referente di Conegliano Paolino Barbiero definiscono intollerabile l'esposizione di qualsiasi materiale che richiami al ventennio. Rivolgendosi al sindaco Fabio Chies, i due esponenti del sindacato chiedono che nel prossimo Consiglio Comunale ANPI, paracadutisti e le altre associazioni presenti alla manifestazione di domenica vengano convocate per sottoscrivere un documento in cui si ribadiscano i valori democratici e antifascisti. L'impressione, secondo Barniere, è che più di qualcuno non si renda conto di cosa sia davvero stato il regime instaurato da Benito Mussolini.
È una situazione, secondo me, che dovrebbe essere insegnata adeguatamente nelle scuole se si vuol superare questa fase e il pericolo che si ritorni, non dico al fascismo, che quello storico che non è proponibile, ma certamente a forme di regressione che in alcuni partiti sono anche presenti. Ora andiamo all'ospedale di Schiavonia in provincia di Padova. Dopo 8 anni di servizio lascia il suo ruolo il cappellano Don Marco Galante. Nel novembre 2020 aveva deciso di vivere con i malati e i sanitari all'interno dei reparti del Covid Hospital. Ci sono i volti di chi il Covid l'ha sconfitto e vinto, ci sono quelli di chi ha visto in Don Marco Galante un sorriso, una carezza, una benedizione prima di lasciare la vita lontani da tutto e da tutti, senza il conforto di parenti e amici. Ci sono poi i volti, le sofferenze e le gioie di chi in questi lunghissimi anni di pandemia ha cercato di guarire i malati, medici, infermieri, operatori sociosanitari degli ospedali riuniti Padova Sud, meglio noto come ospedale di Schiavonia, per lunghi mesi il Covid Hospital del Veneto. È stato un uomo di speranza Don Marco Galante, che dopo 8 anni di servizio come cappellano di questo ospedale, dove ha scelto di vivere 24 ore su 24, a novembre 2020, quando la pandemia colpiva duro, lascia Schiavonia per diventare parroco a Padova. Durante la celebrazione eucaristica vissuta nell'androne dell'ospedale, grande la commozione e la gratitudine per il servizio svolto. Una gratitudine espressa a Don Marco anche da Papa Francesco, che gli aveva telefonato a sorpresa, abbracciandolo con parole di vicinanza ed esortandolo a non accostarsi mai al malato per abitudine. Da Schiavonia a Padova, quindi sempre nell'ULSS 6 Eugania, perché in azienda ospedaliera apre un reparto specifico per i detenuti e per questo è stato firmato un protocollo d'intesa. Apre in ospedale a Padova un reparto di medicina protetta dedicato all'accoglienza di detenuti che necessitano di assistenza per patologie che non possono essere affrontate in ambiente penitenziario. 2 stanze di degenza, una guardiola ed un locale attrezzato per il personale di polizia penitenziaria, un locale sanitario per il personale d'assistenza e un altro dove potranno invece essere svolti i colloqui delle persone detenute. La struttura era stata realizzata nel 2019, l'utilizzo però era stato sospeso a causa della pandemia di Covid. Nelle ultime settimane però ci sono stati ulteriori interventi e finiture. L'accordo formale per la sua attivazione è stato così firmato ieri fra l'amministrazione penitenziaria e l'azienda ospedaliera di Padova. Il reparto è stato realizzato secondo le linee di indirizzo sull'organizzazione della sanità penitenziaria emanate dalla Regione Veneto. Covid, West Nile, dengue, adesso anche Zika, un altro virus che si sta propagando. Un primo caso è stato trovato nell'area di Via Cattaneo a Treviso ed è scattata la disinfestazione preventiva. La scorsa notte è stato effettuato un trattamento specifico di disinfestazione dalle zanzare nell'area di Via Cattaneo, dopo che si è manifestato un caso di Zika in un residente della zona. L'uomo, un 50enne rientrato dall'estero, si è sottoposto a dei controlli per dei sintomi simil-influenzali, che a seguito dei test hanno fatto emergere l'infezione da Zika. La disinfestazione ha interessato tutta l'area di Via Cattaneo, comprendendo un raggio di 200 metri. Altre disinfestazioni sono previste nei prossimi giorni per la prevenzione della diffusione di West Nile, un piano di intervento straordinario promosso dal Comune di Treviso in collaborazione con l'ULSS 2. Immancabile anche oggi il tema dell'economia dei costi dell'energia, energia elettrica e gas, specificamente. Le vetrerie di Murano sono al collasso. Situazione davvero drammatica, spese insostenibili, servono aiuti dallo Stato e questo è l'appello di Confindustria. Vetrerie di Murano al collasso, con i prezzi del gas che continuano a salire mentre gli aiuti del governo tardano ad arrivare. In più le bollette dell'energia nel mese di luglio in alcuni casi hanno sfiorato i 300.000 euro, spiega Confindustria, a fronte di un importo di 35.000 euro nello stesso periodo del 2021. Nel frattempo, con il ritorno al regime de minimis, cioè gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza, le stesse rischiano di perdere i 5 milioni stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Insomma, è il cane che si morde la coda. Di norma, una vetreria arriva a utilizzare 160-170 mila metri cubi di gas al mese, circa 1 milione l'anno. Con l'incremento dei prezzi per le storiche vetrerie di Murano risulta davvero difficile reggere e continuare a sostenere l'antica arte manifatturiera, per sua natura un processo produttivo altamente energivoro, vale a dire costosissimo, ora più che mai. Consumano energia anche le piscine. Vi raccontiamo l'esperienza del centro sportivo padovano Nuoto 2000, un centro che compie 50 anni di attività e per tutto l'inverno, questa è la decisione, la piscina coperta resterà chiusa. La preoccupazione è diventata un incubo perché oggi non siamo più in grado di preventivare assolutamente i costi delle bollette che in una piscina ovviamente, essendo sempre acceso l'impianto, sono aumentati a dismisura. Noi avevamo già a febbraio previsto una chiusura temporanea invernale perché la bolletta era saltata da 30.000 a 90.000 euro, 88 per la precisione, questo solo per il gas. E non era sostenibile perché 88.000 euro al mese erano già difficili. Oggi però il nostro consulente energetico, piuttosto che le bollette come stanno arrivando, ci dicono che il balzo è ulteriormente di 3 volte, per cui passiamo da circa 200-300.000 euro all'anno previsti a 1 milione, forse anche abbondante. Con 1 milione non possiamo neanche più alzare la testa. Perché piscina chiusa? Perché piscina chiusa, per esempio, con l'impianto solare questa piscina viene riscaldata e sarebbe anche pronta per essere riscaldata, ma l'impianto solare noi oggi l'abbiamo dedicato tutto ai sanitari, quindi l'acqua della vasca coperta è fredda, in questo momento comincia a essere molto borderline per poterla praticare, mentre la vasca estiva fuori è ancora funzionante perché il sole la riscalda. La vasca interna ci dà già l'idea di quello che succederà tra un mese. Ma quindi questo cartello non lo togliete? Questo cartello per quest'anno rimane là tutto l'anno, purtroppo. E dall'ente fornitore del gas ci è stato detto adeguate le tariffe. Vuol dire che noi da 10 euro dell'ingresso di oggi, più o meno da 8 a 10 ingresso, dovremmo prevedere 40 euro per un bagno in piscina oppure 200-300 euro per un corso di nuoto, che è una cosa che proprio non ci sentiamo con. Non volete alzare i prezzi? No, assolutamente. Noi facciamo un'attività sociale. Un'altra voce di spesa importante riguarda le scuole, ne stiamo parlando molto spesso in questi giorni. Lunedì iniziano le lezioni, si sta parlando di settimana corta per risparmiare sul riscaldamento, sull'elettricità, di settimana corta, e di questo dibattito parleremo tra poco proprio con un collegamento con Padova. Abbiamo già parlato anche dell'aumento dei libri, la carta evidentemente pesa, ma anche tutta la cancelleria e gli accessori che servono per la scuola. A scuola ci si arriva con i trasporti pubblici per chi arriva appunto da distante. Ebbene, le famiglie si stanno organizzando anche per quanto riguarda gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Il governo ha messo in campo un bonus trasporti da 60 euro che non saranno un granché, ma di questi tempi insomma possono essere importanti. Con questo bonus c'è stato un assalto alle biglietterie, vediamo. Coda alle biglietterie di Bus Italia in questi giorni di prescuola, con le famiglie munite del documento scaricato dal sito del governo pronte a chiedere il bonus trasporti. Si tratta di 60 euro che vengono concessi a chi ha un ISEE inferiore ai 35.000 euro in caso di acquisto di abbonamento mensile, trimestrale o annuale. Il consiglio alle famiglie è quello di consultare il sito e presentare la documentazione completa. Il bonus potrà essere richiesto fino al prossimo 31 dicembre. Costretta a correre ai ripari la sede di Padova dell'azienda di trasporti, che ha dovuto aprire gli sportelli già a inizio settimana ed ha annunciato un'apertura straordinaria per sabato prossimo dalle 8 alle 12 della biglietteria di via Rismondo. Nel frattempo si sta ridefinendo anche il servizio con Bus Italia, che sta facendo i conti con la carenza di autisti. All'appello ne mancherebbero una ventina.
Di scuola continueremo a parlare perché c'è stata un'importante anteprima. L'inaugurazione sarà con la cerimonia sabato a Tezze sul Brenta, ma noi vi possiamo mostrare le immagini di questo nuovo edificio modernissimo a consumo zero, come vanno fatti adesso gli edifici, ma vedremo anche la situazione in provincia di Vicenza e appunto anche a Padova con il nostro collegamento per quanto riguarda questo dibattito sulla settimana corta. Pausa pubblicitaria. A tra poco. Le 12:42, siamo più o meno a metà del nostro Focus TG di oggi che prosegue come sempre fino alle 13:30. Siamo in territorio scuola, ormai manca poco all'apertura delle aule, al ritorno in classe degli alunni, degli insegnanti. Il tema tra l'altro della carenza degli insegnanti continua a essere al centro del dibattito perché nonostante la diminuzione del numero degli alunni sono diminuiti anche gli insegnanti, tanti sono andati in pensione e non si sono trovati i sostituti, né quelli diciamo definitivi né i supplenti. Alcuni posti sono ancora scoperti, vedremo poi l'evoluzione. Intanto facciamo il punto della situazione a pochi giorni appunto dall'avvio delle elezioni per quanto riguarda la provincia di Vicenza con il provveditore agli studi Nicoletta Morbioli. L'organizzazione di questo nuovo anno scolastico sta andando molto bene. Io sento il riscontro dei dirigenti scolastici che per la prima volta mi hanno detto hanno quasi tutti gli insegnanti che hanno preso servizio il 1° settembre. Un segnale positivo molto gradito per la scuola vicentina che aprirà le porte agli studenti per l'anno scolastico 2022-2023 il prossimo lunedì 12 settembre. Sarà tradizionalmente ancora una fase transitoria di rodaggio prima della partenza a pieno regime con l'orario scolastico definitivo. Resta da completare l'organigramma degli insegnanti per gli ultimi pochi posti vacanti. Stiamo procedendo alle surroghe, cioè a quei docenti che hanno rifiutato la proposta lavorativa e quindi stiamo continuando nella convocazione dei docenti e degli insegnanti rispettando le graduatorie. Però io vedo tanta soddisfazione. Mi hanno inviato dei post che sono stati pubblicati su Facebook che hanno detto che è il primo anno che hanno avuto quasi tutti i docenti in servizio dal 1° settembre. Dopo il lockdown, la DAD, le limitazioni degli ultimi anni, restano le inquietudini per quanto riguarda il possibile rialzo in autunno e in inverno del numero dei contagi da Covid, ma anche su questo prevale il segnale positivo per quanto riguarda le procedure che sono già state delineate dal governo. Per quanto riguarda la pandemia sono uscite le linee che sono ad interim e quindi possono essere modificate durante l'anno. I ragazzi e il personale ritornerà senza mascherina in aula e con soddisfazione da parte di tutti. Un edificio indipendente dal punto di vista energetico e quanto mai profetica questa scelta di questi tempi con le difficoltà a rifornirsi del gas dalla Russia. È la nuova scuola San Francesco di Tezze sul Brenta che ieri è stata presentata. Vediamo. Suonerà puntuale la prima campanella del nuovo anno scolastico alla scuola media San Francesco d'Assisi di Tezze sul Brenta, i cui lavori di costruzione, arredo e messa in opera sono ormai conclusi. L'istituto verrà inaugurato sabato mattina e lunedì gli studenti potranno viverlo appieno. Con grande orgoglio che noi inauguriamo questa struttura a servizio dei nostri giovani che sono il futuro della nostra società. Il percorso che porterà alla nascita della nuova scuola dedicata al santo patrono d'Italia non è stato facile, visto quel che è successo negli ultimi anni e visto anche quel che sta ancora succedendo. Ci ha costato sacrificio, ci abbiamo messo tanto impegno, abbiamo superato tante difficoltà dal punto di vista economico, la pandemia poi 2 anni che ci ha rallentato, ad ogni buon conto tutto è bene, quel che finisce bene. Adesso alla comunità di Tezze, ai cittadini di Tezze, soprattutto quelli del futuro, noi regaliamo, doniamo, mettiamo a disposizione questa bellissima struttura.
Un investimento complessivo da 4 milioni di euro, dei quali 1.800.000 sono arrivati grazie a un contributo ministeriale. Un investimento che proseguirà con un secondo stralcio, altrettanto impegnativo. Per ora, però, è importante che studenti e insegnanti sfruttino appieno il nuovo istituto, dotato di una sala mensa e reso decisamente verde da una dotazione di piante ed essenze. Una scuola altamente tecnologica e curata nei minimi dettagli, anche soprattutto dal punto energetico. Una scuola che anticipa i tempi bui e freddi che minacciano l'immediato futuro, grazie a un sistema energetico e di riscaldamento indipendente. Ci sono 40 kW di fotovoltaico, 14 sonde geotermiche e poi si è curata subito dall'aspetto del sottosuolo, dove ci sono dei igloo ventilati per ovviare al gas radon. Torniamo alla cronaca, vi do qualche aggiornamento sulla notizia dell'uccisione di una suora comboniana di 83 anni, originaria di Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso. È stata uccisa nel corso di un attentato questa notte in Mozambico, nella missione dove lavorava, era appunto in servizio dal 1963. Secondo l'agenzia Fides, agenzia dei missionari, Suor Maria è stata uccisa con un proiettile alla testa mentre cercava di raggiungere il dormitorio dove si trovavano le poche studentesse rimaste. È arrivato il cordoglio da parte del presidente della regione Luca Zaia e anche del vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, che affidando l'anima di Suor Maria al Signore scrive in un messaggio: pensa al dolore di tante persone che la conoscevano e la stimavano, le consorelle. Arrivano notizie da quell'attentato anche positive, perché 2 sacerdoti lì in servizio, Don Lorenzo e Don Loris, sono vivi. Lo fa sapere il centro missionario della diocesi di Concordia Sagittaria Pordenone, che ha annunciato che 2 sacerdoti, Don Loris Vignandel e Don Lorenzo Barro, sono riusciti a scampare a questo attentato nella notte. Invece Suor Maria è rimasta uccisa durante l'agguato. Allora, tra poco ci colleghiamo con Padova. È pronta Fabio in regia? Sì, è pronta. È pronta. Allora torniamo al tema scuola. Abbiamo visto questa nuova inaugurazione, abbiamo sentito il provveditore degli studi di Vicenza. Si sta parlando da qualche giorno di settimana corta per risparmiare sulla corrente e sul gas. Chiara Gaiani a Palazzo Moroni insieme all'assessore Cristina Piva. Buongiorno a entrambe. Diretta, quindi. Buongiorno Mirko, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, ringrazio l'assessore Cristina Piva per essere qui con noi. Il dibattito sulla settimana corta in realtà si è infiammato a Padova. Domani tra l'altro ci sarà una riunione in provincia alla presenza di tutti i dirigenti scolastici della provincia di Padova. Nel frattempo il comune, che forse è stato quello che ha lanciato un po' la proposta nel Lagone, ha incontrato i dirigenti scolastici delle scuole di pertinenza del comune. L'invito era stato fatto, un appello al buonsenso. Il problema del caro energia sta toccando davvero le casse di tutti i comuni. Insomma, stiamo raccontando da mesi come molti lampioni vengano spenti durante la notte per cercare di risparmiare. Sulle scuole c'era stato questo invito e una riflessione sulla settimana corta. Ecco, si è trovata di fronte a parecchi no in realtà ieri, assessore. Sì, io devo dire che abbiamo lanciato questo invito agli istituti comprensivi che ancora avevano qualche classe che frequentava il sabato le strutture. Devo dire che non sono tantissimi, perché su 64 scuole, tra scuole primarie e secondarie, ne abbiamo meno di una decina che hanno attività ancora il sabato. Per cui diciamo che era un invito più a omologare l'orario che c'è in quasi tutte le scuole. I presidi lo hanno portato ai consigli di istituto. Però c'è stata una presa di posizione dell'utenza, dei genitori che si trovavano a ridosso della scuola a dover cambiare abitudini, strategie e consuetudini familiari che probabilmente avrebbero comportato dei problemi. Allora, naturalmente
sapevamo che non era una cosa facile da affrontare e abbiamo lasciato che la cosa sia gestita naturalmente dagli istituti comprensivi e così è stato fatto. Però ciò non toglie che perlomeno nel dibattito è entrato questo argomento. Io posso solo sperare che questo argomento diventi un argomento generale di qualsiasi altra attività che possa essere fatta all'interno del comune e che quindi si guardi un po' a un quadro generale per una prospettiva di risparmio che non deve essere soltanto dell'utenza dei ragazzi, insomma. Ecco, da genitore, e faccio un po' l'avvocato del diavolo se me lo consente, Assessore, perché si arriva con queste proposte a ridosso dell'inizio della scuola? Il 12 settembre dietro l'angolo, se ne parla da fine di agosto. Perché sono osservazioni che magari vengono osservando anche l'elenco delle scuole, delle attività, e ci si accorge che sono magari solo poche quelle che ancora hanno un orario su 6 giorni. Quindi diciamo che anche se l'ente comunale, avendo la proprietà dello stabile, poteva in qualche modo fare una ordinanza, ha preferito che ci sia un approccio morbido a questa iniziativa, proprio perché si era consapevoli che a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico avremmo sconvolto un po' le famiglie. Ecco, ciò non toglie che magari col tempo la cosa possa essere ripresentata per l'anno successivo. Ricordiamoci che questo non vuol dire soltanto che i ragazzi entrano il sabato a scuola, ma c'è un orario degli insegnanti che è già faticoso da incastrare e che a metà anno, dovendo rigirare l'orario, metterebbe in seria difficoltà, insomma. Ecco, approfitto dell'assessore Piva, che è insegnante di fondo, per chiederle anche una delle altre obiezioni su cui si sta molto discutendo in questi giorni, cioè l'obiezione di tipo pedagogico. C'è chi dice bene sui 5 giorni perché i ragazzi hanno un giorno in più per rifiatare, per fare le loro attività, per stare in famiglia, altri che dicono un orario pieno, troppo dilatato durante i 5 giorni della settimana magari può essere faticoso. Chi ha l'orario su 6 giorni si trova a dover spalmare, diciamo, su 5, 4-5 ore, non tante di più. Ci sono alcune scuole medie che hanno corsi musicali, per cui magari ci sono pomeriggi più il sabato perché c'è una turnazione nello strumento, nell'insegnamento. Questo credo sia già una cosa più difficoltosa da ottenere. Per quello che riguarda i ragazzi, penso che se i genitori sono a casa il sabato potrebbe essere un momento di stare in famiglia in modo diverso e quindi potrebbe essere un'occasione. Già i bambini della scuola dell'infanzia, del nido, fanno già questo orario, per cui sono a scuola dal lunedì al venerdì e il sabato sono a casa. È già una cosa assodata e nessuno l'ha mai messa in discussione. I bambini di prima, penso che rimanere a scuola 5 ore, 5 ore e un quarto abbiano magari delle difficoltà se noi pensiamo che queste 5 ore e un quarto siano tutte di lezione frontale e di attenzione. Il bambino non ha questi tempi di attenzione, deve avere almeno 2 intervalli, deve alternare lavori di attenzione con lavori di gruppo, di laboratorio, di movimento, quindi ci deve essere un'attenzione anche alla distribuzione delle materie, ma tutto si può fare. Ecco, Mirko, non so se hai altre domande per l'assessore Piva. Chiara, una domanda proprio molto concreta. È vero che anche spegnere una lampadina fa risparmiare, questo va in una buona direzione, ma è stato fatto dal Comune un conto su quanto sarebbe stato il risparmio nell'arco dell'anno scolastico chiudendo il sabato? Ecco, allora il collega ci chiede se avete fatto un conteggio su quanto avreste risparmiato con tutte le scuole chiuse il sabato durante questo nuovo anno scolastico. No, è un calcolo talmente approssimativo che penso non abbia nemmeno la validità, perché poi sappiamo che non tutti i mesi sono mesi dove si utilizza il riscaldamento, quindi bisognerà anche capire la stagione come va e d'altra parte c'è bisogno anche di un
di calcolare quante sono le scuole e quanti sono i ragazzi. Certo che il tema si pone quando si riscalda un'intera scuola per una classe sola. Ecco, questo era un po' il tema che noi volevamo lanciare all'interno degli istituti comprensivi. Sappiamo poi che però ogni scuola ha la sua esigenza e la sua modalità di svolgimento. Perché voi avete il caso di istituti che hanno pochissime classi, insomma, presenti il sabato? Ci sono delle classi, per esempio delle scuole secondarie, che hanno 2 corsi o 3 corsi, ma di cui uno solo ha un indirizzo particolare che ha la presenza al sabato, richiede la presenza al sabato. E quindi un grande tema su cui credo sarete chiamati a riflettere per tutto quest'anno, Assessore. Io credo di sì, questo è stato, diciamo, il primo lancio di un pensiero che credo si possa sviluppare ulteriormente e che darà modo anche di riflettere su questi argomenti. Ecco, Mirko, quindi davvero ringrazio l'assessore Piva per essere stati con noi. Se non hai altre domande, da Padova ringrazio anche Francesco Rattai che era qui con noi dietro la telecamera, e vi restituisco la linea. Grazie Chiara, grazie all'assessore Piva. Dunque un tema che resterà vivo già dall'inizio dell'anno scolastico, appunto a partire da lunedì. Abbiamo parlato di opere pubbliche nel senso di costruzione di scuole, quella di Tezze sul Brenta. Altre opere pubbliche invece riguardano la viabilità, le strade. Ebbene, c'è un punto non ancora risolto a Vicenza, nel quartiere Albera, dove i lavori per la bretella vanno a rilento. Il sindaco allora ha scritto una lettera all'ANAS: servono le opere di mitigazione per tutelare la qualità di vita dei residenti. Bretella dell'Albera, il cantiere infinito. La variante alla strada provinciale 46 è attesa da decenni dal quartiere Maddalene e in zona Pomari. Oggi il sindaco di Vicenza ha scritto ad ANAS per sollecitare una conclusione dei lavori più rapida possibile. Ai tempi bisognerebbe chiedere ad ANAS, è un'opera dello Stato sulla quale stiamo facendo sollecitazioni importanti e naturalmente torneremo dal Ministero sperando poi che il Ministro competente possa darci ascolto perché i tempi sono diventati veramente insostenibili da questo punto di vista per un'opera che doveva terminare alcuni mesi fa. Ad ANAS il sindaco ha sollecitato una rapida conclusione dei lavori, ma ha anche chiesto particolare attenzione per l'ambiente, per il paesaggio, per la salute delle persone che abitano nella zona. La richiesta ad ANAS è quella di realizzare le cosiddette opere di mitigazione, che significa piantumare arbusti e realizzare barriere antirumore. Sì, la tutela delle persone per quanto riguarda appunto i rumori del passaggio delle auto, l'inquinamento atmosferico, la presenza delle piantumazioni serve a fare da barriera visiva ma anche per dare ossigeno rispetto a liberare appunto l'ossigeno e incamerare l'anidride carbonica. Dopo una decina di giorni è stata riaperta al traffico la strada statale 51 di Alemagna a Vittorio Veneto. ANAS in questo caso ha concluso le operazioni di ripristino del sistema di monitoraggio che era stato danneggiato dalle colate detritiche del 27 agosto dopo le piogge. Completati in collaborazione con Autostrade per l'Italia gli interventi di svuotamento della vasca di contenimento realizzata proprio a protezione della statale. Quel giorno aveva svolto la sua funzione intercettando la colata detritica, evitando così che il materiale invadesse la sede stradale. Invece i danni avevano riguardato il sistema di monitoraggio. Pausa pubblicitaria, le 13 in punto, tra poco ancora Focus TG. Ancora buona giornata, ben ritrovati in Focus TG. Siamo alla politica locale cittadina a Bassano del Grappa. 2 giorni fa si è dimesso il vice sindaco Roberto Marin, assessore al bilancio, un assessorato chiave soprattutto in questi tempi. È stata durissima la reazione delle opposizioni cittadine a queste dimissioni. La richiesta immediata è di dimissioni del sindaco Elena Pavan. L'addio fragoroso di Roberto Marin alla giunta di Elena Pavan non è un evento che può passare sotto silenzio. La squadra ha perso un pezzo, e che pezzo!
E non sarà certo una conferenza stampa con assessori schierati e altri esponenti della maggioranza a cambiare la sostanza delle cose. A dirlo sono le opposizioni cittadine. Io credo che l'unica conclusione di questa vicenda debbano essere le dimissioni del sindaco, cioè bisogna prendere atto che questa squadra non c'è più, che le accuse sono molto gravi, quindi bisogna ripartire da zero. I motivi delle sue dimissioni sono la plastica rappresentazione di un fallimento dell'amministrazione Pavan. Se il numero 2 dell'amministrazione, il vice sindaco, l'assessore al bilancio, la persona che era stata delegata ad essere presente in ETRA si dimette con quelle motivazioni, non so cosa aspetta la sindaca Pavanna a prenderne atto e dimettersi. Le minoranze hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario perché si è fatta chiarezza su questa svolta clamorosa e inattesa della vita politica bassanese. Venga in consiglio comunale, che si ricordi che la città è rappresentata dal consiglio comunale. Venga in consiglio comunale a fare delle comunicazioni per spiegare come intende andare avanti o se intende andare avanti. Oppure venga in consiglio comunale e rassegni le dimissioni. In attesa della convocazione dell'Assemblea cittadina sono le motivazioni delle dimissioni di Marin a mettere in una nuova prospettiva le scelte della giunta Pavan e la comunicazione con la città. E c'è chi chiede: cosa ci sta dicendo il vice sindaco dimissionario? Dicendo che la nuova versione rivista e corretta del Polo Museale Santa Chiara non costerà 11 milioni ma ne costerà 20, dicendo che questa sindaca e questa maggioranza non ascoltano la città, non ascoltano non soltanto i consiglieri comunali di opposizione, e noi lo sappiamo purtroppo molto bene, ma non ascolta neanche i suoi cittadini. Insomma, quello di Marin è un messaggio forte e chiaro alla città, prima ancora che alla politica. È un terremoto tanto inaspettato quanto grave, vuol dire molte cose e purtroppo per la città nessuna cosa buona, perché le dimissioni del vice sindaco sono già un evento grave in sé. Non se ne va un consigliere comunale che dice non condivido più la linea politica, ma se ne va il numero 2 dell'attuale amministrazione cittadina, che non soltanto non condivide la linea politica, e già questa sarebbe una frattura grave in chi ha governato da 3 anni e mezzo la città, ma se ne va dicendo non soltanto condivido le scelte, ma afferma che questo governo cittadino sta governando male. La maggioranza ha fatto subito un vertice lunedì sera per fare il punto della situazione e serrare le fila, come si è anche visto plasticamente nella conferenza stampa di ieri a mezzogiorno. Le dimissioni del vice sindaco Roberto Marin hanno provocato l'immediata reazione da parte della maggioranza. La conferenza stampa convocata in Sala Ferracina per comunicazioni del sindaco è stata in realtà un incontro a più voci. Assente solo l'assessore Zanatta per ferie, tutti gli altri componenti della giunta, più il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, hanno attorniato Elena Pavan per dire la loro sull'uscita di Marin. Così la sindaca racconta la sua reazione alla notizia. Chiaro che le cose non erano proprio idilliache, però sinceramente una telefonata così brusca e anche rifiutando un confronto personale effettivamente mi ha stupito. La miccia è stata la grave situazione della sanità bassanese, su cui Marin sollecitava una presa di posizione netta della giunta. La sindaca Pavan così si giustifica. Il sindaco insieme agli altri sindaci del territorio era da marzo che stava lavorando proprio in ascolto dei cittadini, mentre a fine maggio, momento di quel comunicato, impegno per Bassano, confermato dalle dichiarazioni di Roberto Marin, dava un destriga al sindaco, mentre appunto giunta e maggioranza ben sapevano l'attività che a livello di comprensorio si stava facendo per l'ospedale. Polo Santa Chiara, San Lazzaro, Teatro Astra, Villa Serena, sono tante le questioni aperte e non risolte di Bassano. Tutti i grandi temi della città, che sono temi antichi, risalenti, incancreniti da diversi anni, alcuni da decine di anni, hanno bisogno di tempo per essere sciolti. L'intenzione della giunta Pavan è di andare avanti, trovando velocemente un assessore in sostituzione di Marin. Non c'è un numero esatto di giorni che mi sono prefigurata, però confido insomma che la decisione, previa consultazione con la maggioranza, arrivi nel giro di alcuni giorni. Dentro la maggioranza l'interpretazione dell'uscita di Marin è tutta in chiave politica. Dice che si mette a disposizione della città senza colori politici e rimarca anche il suo dialogo con le minoranze. Evidentemente questa uscita fuori tempo prelude ad un progetto politico diverso che si discosta dal centrodestra. Presa dal dibattito interno alla maggioranza, la sindaca sembra cadere dalle nuvole quando viene a sapere della richiesta di un consiglio urgente da parte delle minoranze. Allora io credo che sia una richiesta sproporzionata, perché non abbiamo fatto un consiglio comunale nemmeno sul tema caldo della sanità.
Andiamo a Vicenza, dove di fresca recente nomina l'assessore Marco Zocca in sostituzione dell'assessore Tosetto. Il referato è quello dei servizi sociali. Ebbene, Zocca, candidato alle elezioni politiche per Forza Italia, non è più capolista per la Camera dei Deputati. La questione riguarda le quote rosa, le quote di genere. Lui spiega: sarebbe giusto che i cittadini possano decidere se dare fiducia ai candidati a prescindere dal fatto che siano uomini e donne. Non sono più candidato perché il partito mi ha segnalato che non aveva rispettato la proporzione delle quote di genere, dette quote rosa, e quindi il famoso 60-40 dei candidati capolista non era rispettato per un seggio, e quindi hanno chiesto a me capolista di fare un passo indietro e lasciare posto alla seconda della lista, che è una donna, e in questo caso il partito direttamente mi ha tolto dalla lista. Oggi parla lui, Marco Zocca, assessore di Vicenza, che in pochi giorni ha consumato la sua parabola di candidato alla Camera dei Deputati nelle fila di Forza Italia. Prima capolista, poi più niente, nulla di fatto. Vittima del principio delle quote di genere, per cui paga lo scotto di essere uomo e non donna. È nato Marco e non Marca. Secondo me il fatto delle quote rosa non è rispettoso per entrambi i sessi, perché quando una persona merita, merita, e sicuramente il proprio spazio lo trova sempre e viene sempre garantito. Insomma, Marco Zocca viene escluso da un sistema che privilegia il genere, l'appartenenza a un sesso, facendo così torto alle donne e agli uomini che si candidano per le loro capacità, ma anche ai cittadini che per essere rappresentati guardano se un candidato è competente, non se è maschio o femmina. E secondo me andrebbe tolto tutto e dovremmo tornare alle vecchie famose preferenze. Lì ci si mette in gara tutti con la propria faccia, andiamo tutti a chiedere al cittadino di votarci e il cittadino decide chi è eletto, sia donna o sia uomo. Restiamo in città, dove si è infiammato il dibattito a proposito di cantieri. La minoranza di centrosinistra accusa il sindaco del fatto che le opere vadano troppo a rilento. Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino. Amministrazione, a che punto siamo con i lavori pubblici? Il centro-sinistra suona la carica, c'è profumo di elezioni politiche che aprono la strada alla corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza nel 2023. E così gli avversari di Francesco Rucco iniziano a tirare i primi pizzicotti al sindaco di centrodestra e puntano il dito sui cantieri in città, a cominciare da Palazzo Chiericati. L'amministrazione a metà luglio aveva fatto una conferenza stampa annunciando il fine lavori entro fine agosto, ma a noi ci pare che la gru stia ancora continuando a lavorare. Siamo al 6 settembre e crediamo quindi che i lavori non siano completati. Il cantiere naturalmente è operativo perché ci sono state delle varianti in corsa, richieste anche dalla soprintendenza, a tutela anche di scoperte fatte e che vengono tutelate dalla soprintendenza e dalla direzione lavori, e come è giusto che sia. Botta e risposta a distanza, il sindaco non le manda a dire e assicura: a Palazzo Chiericati i lavori vanno avanti e termineranno a breve. Ma il centrosinistra rilancia: lo stello di Piazza Matteotti. Siamo in piena stagione estiva, i 4 mesi sono finiti e noi vediamo che c'è ancora un cantiere. Saranno sorpresi i consiglieri nello scoprire che avevamo stabilito l'inaugurazione per il 12 settembre, l'abbiamo rinviata per evitare che qualcuno la potesse utilizzare in campagna elettorale ai primi di ottobre. Parliamo anche del terzo piano dell'ex scuola Giuriolo. Lì, finché i lavori non terminano, non sarà possibile liberare la chiesa di Santa Maria Nova, straordinario patrimonio non solo UNESCO ma straordinario patrimonio palladiano, che noi speriamo venga liberata quanto prima. Un obiettivo è dell'amministrazione liberare la chiesa, cosa che la passata amministrazione non è riuscita a fare. Noi la faremo. La chiesa di Santa Maria Nova verosimilmente vedrà la luce e l'apertura nel 2023. Il piazzale De Gasperi, un finanziamento anche lì di 900.000 euro. L'assessore parlava di inizio lavori per estate 2022, non vediamo nulla. Abbiamo il progetto esecutivo pronto per piazzale De Gasperi, stiamo studiando
studiando la viabilità degli autobus che verranno deviati a causa della chiusura di Porta Castello e primavera 2023 è previsto l'inizio lavori. Ci sembra una città ferma, allora voglio fare una battuta, non capiamo se è un errore di pianificazione organizzativa e amministrativa o se invece non sia una strategia elettorale per iniziare a tagliare i nastri in vista delle elezioni del 2023. I lavori in città vanno avanti, i cantieri non sono assolutamente fermi, c'è stato qualche ritardo anche legato al Covid o alcune varianti in corso d'opera, ma alcune opere sono in fase di consegna e sono già a fine lavori. Lo scopriranno anche i consiglieri di adesso in poi, la lista civica del Partito Democratico. Si è tenuta la cerimonia del passaggio di consegne tra il comandante uscente e il nuovo comandante del 51esimo stormo di Istrana, parliamo di aeronautica. L'annuncio è che entro un paio d'anni i vecchi velivoli militari AMX saranno sostituiti dai più recenti Eurofighter in servizio dal 2003. Sono felicissimo di poter di nuovo tornare nella Marca Trevigiana, dove onestamente ho lasciato il cuore 5 anni fa. Il colonnello pilota Emanuele Chiadroni è subentrato al colonnello pilota Nadir Ruzzon. Si è tenuta la cerimonia di passaggio di consegne al 51esimo stormo di Istrana alla presenza di tutte le più importanti autorità civili, militari e religiose, insieme con i labari, le associazioni combattentistiche ed Arma, la bandiera della città di Treviso decorata di medaglie d'oro al valor militare, la bandiera della città di Vittorio Veneto e quella dell'Università di Padova. Gli obiettivi sono sicuramente mantenere la prontezza operativa che oggigiorno ci viene richiesta costantemente per tutte le vicende e tutti i possibili scenari che potrebbero aprirsi nel futuro. Il 51esimo stormo è un reparto in grado di assicurare la difesa aerea, la ricognizione tattica, il close air support, e cioè l'attacco aereo fornito da velivoli contro obiettivi nemici, nonché tutta la capacità aria-suolo, tecnologia che è stata impiegata in passato in situazioni in cui l'Italia è stata colpita da particolari calamità, ad esempio il terremoto in Emilia-Romagna e centro Italia, l'alluvione in Sardegna, l'eruzione dell'Etna fino al contributo nel piano di azione al contrasto dei roghi. Il momento più complicato è stato quello dove abbiamo affrontato tutti assieme il Covid-19, perché ci ha colti di sorpresa, nessuno di noi era preparato. Devo dire che pur nelle difficoltà che sono arrivate, il 51esimo stormo ha saputo mantenere il 100% della sua operatività, garantendo la sicurezza dei cieli e dello spazio aereo d'Italia e della NATO. Con la nuova macchina, l'Eurofighter, abbiamo raggiunto la full capability e contribuiamo insieme agli altri stormi alla difesa aerea nazionale. Cosa importante è che, come era in passato il 51esimo stormo, siamo tornati a far parte di quel sistema difesa paese che ci permette 365 giorni l'anno di essere tranquilli. Torna con la 19esima edizione il Treviso Comic Book Festival, evento che coinvolge tutto il capoluogo della Marca e che da quest'anno ha anche una nuova casa per la mostra mercato. Ormai una tradizione per Treviso, il Comic Book Festival, che non si è fermato nemmeno con il Covid, quest'anno torna al 100% con tante novità. Torna con grandissime novità perché finalmente il Treviso Comic Book Festival ha trovato casa, è una casa veramente meravigliosa perché è il Museo Nazionale Collezione Salce, dove tornerà la mostra mercato che ha un'attrattiva straordinaria, quindi sicuramente Treviso si riempirà di giovani e non di tutta Italia, ma torna anche con ben 11 mostre, di cui una molto importante con un personaggio straordinario che è Lupo Alberto, che tutti conoscono da grandi e piccini, e tantissimi talk, eventi, insomma la città si riempie veramente di festa. Per noi è veramente un piacere ospitare il Treviso Comic Book Festival perché è un momento in cui appunto la grafica moderna si collega alla grafica diciamo antica. Questo aggancio, questo ponte invece con la grafica contemporanea è una cosa strepitosa e meravigliosa. Speriamo anche che sia un modo per farla conoscere anche ai più che non la conoscono. D'altronde è un evento, questo
straordinario, un festival che veramente coinvolge tantissima gente e tantissime anche fasce di età, e quindi è quale modo migliore per far scoprire anche uno dei tanti tesori della città di Treviso. 3 giorni di festival dal 23 al 25 settembre che coloreranno tutta Treviso e le sue vetrine, quest'anno circa 300. Oltre alle mostre e ai workshop saranno decine gli incontri con gli autori, i talk e i progetti dedicati ai più piccoli. 128 i volontari che aiuteranno l'organizzazione. Un comic book festival, quello del 2022, che ha anche una nuova giovane direttrice artistica. La cosa bella di TCBF è che ci cresci insieme, per cui io faccio la volontaria da quasi 10 anni e alla fine si è visto che le cose, insomma, le si imparano e ci si mette. Se si vuole lavorare si lavora, c'è sempre da lavorare al festival, e avendo l'energia e la voglia di dare anche il mio contributo per quanto riguarda anche le decisioni di responsabilità, loro sono stati più che contenti di lasciarmi, insomma, il testimone. A lezione di sport, ma anche di etica e di volontariato per diventare cittadini del futuro. A Jesolo 70 ragazzi hanno partecipato all'evento organizzato dalle Fiamme Oro della Polizia insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Sport ed etica si fondono nell'evento conclusivo del camp promosso dalle Fiamme Oro Polizia di Stato, non a caso ribattezzato Cittadini del Futuro. A Jesolo una settantina di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni si sono divisi in gruppi per capire, tra le altre cose, come effettuare correttamente le chiamate al 118, visionare un mezzo attrezzato della Protezione Civile, comprendere il montaggio e lo smontaggio di un idrante e di una tenda da campo. Dopo le spiegazioni tecnico-pratiche, tutti sono stati catapultati nell'emergenza, chiamati ad agire in prima persona per applicare quanto appreso. I ragazzi provengono da un po' da tutta Italia, c'è un gruppo del nostro gruppo sportivo, del nostro centro sportivo giovanile, ma molti ragazzi arrivano qui che già praticano atletica leggera e sono qui per affinare le loro competenze tecniche, e quindi seguiti dai tecnici delle Fiamme Oro. Quotidianamente hanno utilizzato l'impianto di Jesolo per provare le varie specialità e affinare la tecnica con i suggerimenti dei campioni che hanno fatto l'atletica di alto livello. La giornata è stata anche un'occasione per avvicinare i giovani al mondo del volontariato. Erano presenti la Protezione Civile di Jesolo, la Croce Verde di Cavallino Treporti, il gruppo volontari Protezione Civile di Jesolo, il corpo volontari di Eraclea, i civici pompieri volontari di Cavallino Treporti. I 70 ragazzi presenti provengono da tutta Italia e già praticano atletica leggera. Abbiamo visto dei ragazzi interessanti, motivati, e questo è il primo elemento che può portare a fare dei risultati. La cosa importante è che i ragazzi capiscano che con lo sport hanno la possibilità di imparare a perseguire gli obiettivi e mettersi in discussione, affrontare con il giusto impegno quello che è il percorso che li deve portare agli obiettivi. Parliamo di ambiente e natura, perché a Padova è arrivata un'automobile speciale per analizzare le piante e gli alberi. Si tratta di un progetto sperimentale ad alta tecnologia proprio per salvaguardare il patrimonio arboreo. Ha già iniziato a circolare per Padova scrutando gli alberi. L'occhio posizionato sopra il tettuccio di un'auto particolare è uno scanner di ultima generazione con una tecnologia che analizza digitalmente tutti gli alberi a 360 gradi. Il comune di Padova partecipa ad una sperimentazione che coinvolge alcune città d'Italia per il monitoraggio delle piante. Lo scanner, realizzato da un'azienda di Bolzano, utilizza una particolare laser che rileva dati e immagini e crea un gemello digitale dell'albero esaminato in modo da fornire informazioni sul suo stato di salute. Ieri mattina l'auto laser ha scansionato 10 km di viali alberati della città. Il comune di Padova, partecipando alla sperimentazione, in una fase successiva, una volta analizzati i dati rilevati e valutati i benefici, potrà poi decidere se dotarsi di questa tecnologia a supporto del lavoro del settore verde nella tutela del patrimonio arboreo cittadino. A proposito di ambiente, arriva un aggiornamento per quanto riguarda la siccità. La pianura padana è divisa in due, la siccità rimane elevata, in Lombardia e in Piemonte si sta attenuando nelle altre regioni. I grandi laghi del nord Italia e gli affluenti di monte ancora sono in evidente sofferenza, le portate del fiume Po restano sotto la media, il cuneo salino è stabilizzato a 20-23 km dalla costa adriatica. Il livello di severità idrica rimane
rimane ancora rosso a livello alto, con previsioni di precipitazioni nel breve e nel medio periodo. Vediamo che cosa faranno le piogge attese nelle prossime ore. Dall'ambiente all'arte, a Monteberico, in occasione della festa della Madonna, della Natività, che ricorre domani, 8 di settembre, la comunità dei Servi di Maria ha allestito una mostra straordinaria con opere di arte sacra. Abbiamo vestito tutto il convento di bellezza, spazi comuni e non solo. Per quale motivo? Perché la bellezza è quella che rigenera il nostro sguardo, quindi un beneficio nei confronti dei frati che così si riappropriano della loro arte per il loro ordine così importante, ma anche una condivisione di questa bellezza negli spazi come questo. È il tema della bellezza a far da filo conduttore alla collezione di opere d'arte sacra che è stata allestita al piano superiore del chiostro della Basilica di Monteberico. In occasione della festa della Madonna sarà possibile ammirare i manufatti artistici provenienti dai conventi di Verona e di Mestre che sono stati chiusi. Opere d'arte preziose come questi affreschi quattrocenteschi che esaltano il tema della protagonista ispiratrice dell'ordine monastico. Lo sguardo di Maria, la più bella delle donne, si esprime proprio anche attraverso la scelta dei colori che sono questo blu, che è un blu oltremare, questo splendido rosso, questi bianchi che scandiscono bene gli spazi e soprattutto le figure che sono talmente pulite che sembrano riportarci in quello che è la dimensione geometrica quasi platonica, quindi una bellezza ideale. Un suggerimento ai visitatori che potranno accostarsi a questi spazi il sabato. Di venire con uno spirito di contemplazione, non tanto per ammirare delle opere esteticamente comunque molto belle, ma di venire a cogliere il messaggio che queste opere trasmettono, ricordandosi la lezione di Giovanni Crisostomo quando difendeva le icone nell'Ottocento. Difendeva le icone perché le icone rimandano alla presenza che c'è oltre. Queste opere vogliono rimandare alla presenza che c'è oltre e al messaggio spirituale, teologico che c'è. Dal nutrimento artistico e spirituale al nutrimento invece materiale di cui abbiamo pur sempre bisogno. Parliamo di formaggi con Made in Malga che ha fatto registrare dati record nel primo fine settimana. In generale tutto l'altopiano di Asiago ha beneficiato di questa manifestazione e da venerdì si replica. Buona la prima e la seconda probabilmente farà il bis, se non meglio. Made in Malga si conferma appuntamento di grande richiamo per Asiago e per l'altopiano, in grado di portare il grande pubblico nella montagna vicentina. Il primo weekend ha fatto registrare dati record e da venerdì a domenica si replica. È veramente importante continuare con questo atteggiamento e questo metodo per arrivare alla destagionalizzazione. Queste manifestazioni servono proprio per allungare la stagione. Pensiamo a tutti gli eventi che sono creati appositamente nel fuoristagione proprio per allungare il periodo stagionale. L'invito dell'amministrazione di Asiago è rivolto agli altri comuni del comprensorio, in modo che l'intero altopiano possa proporre un'offerta turistica per così dire fuori stagione, ma non solo. Deve essere un messaggio che deve essere coltivato da tutto il tessuto commerciale che si rende sempre a disposizione per queste manifestazioni. È impensabile realizzare queste manifestazioni senza l'aiuto dei nostri esercenti, i nostri commercianti che nel fuori stagione tengono aperto le proprie attività, i propri negozi e permettono sia di fare queste manifestazioni e soprattutto permettono di mantenere viva una montagna che altrimenti sarebbe dimenticata. La stagione trionfale del turismo altopianese è stata illuminata sì da Made in Malga, ma ha avuto anche altri picchi storici come quello del raduno del terzo raggruppamento degli alpini. La donata triveneta raccontata da Rete Veneta ha riportato il grande turismo ad Asiago e in tutto il comprensorio. È stato un anno molto positivo, usciamo da un periodo pandemico che comunque abbiamo registrato in quel periodo pandemico anche degli ottimi risultati. Asiago e l'altopiano in generale sta scalando le classifiche generali anche del gradimento, soprattutto per quanto riguarda il target delle famiglie, proprio per questo, proprio per le attività innumerevoli che mettiamo in campo costantemente durante tutto il tempo dell'anno. Le manifestazioni sono solamente quella ciliegina sulla torta della comunicazione che servono appunto però per veicolare al meglio e portare le persone nel nostro territorio.
Dall'altopiano al Lido di Venezia, dove è in corso fino a sabato la mostra del cinema di Venezia, e proprio al Lido è arrivata una star non del cinema ma dello sport, ormai ex campionessa, si è sposata pochi giorni fa proprio a Venezia, la signora Federica Pellegrini con il marito, il signor Matteo Giunta. A pochi giorni dalle loro nozze, definite il matrimonio dell'anno, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta sono tornati protagonisti e hanno rubato la scena ai grandi divi del cinema sul red carpet della mostra. Federica ha ricevuto un prestigioso riconoscimento al Filming Italy Best Movie Awards. È stata una serata incredibile, poi io devo dire sono molto onorata di essere stata premiata per il mio docufilm Underwater, perché in un ambiente come questo, magico per il cinema italiano, essere premiata comunque per un docufilm sportivo è una grandissima soddisfazione, quindi molto molto felice. Sei qua con tuo marito, com'è andata questa prima settimana da marito e moglie? Fa sempre strano mio marito, è una settimana che ce lo diciamo e ci fa sempre molto strano, ma nel senso positivo, quindi è volata, una settimana, ce l'hanno detto sabato mattina, ci hanno detto è già passata una settimana, come una settimana, sembrava veramente ieri. Un'onda lunga di emozioni, è finito troppo presto e abbiamo ancora nella mente vivide queste sensazioni di questo bellissimo giorno, e credo che rimarrà lì ancora per molto. Sì. Il nuoto azzurro sta vivendo un momento d'oro. Io ero a Roma, è stata una settimana incredibile, sia per il nuoto in generale che anche per Matteo, perché comunque ha portato 4 atleti e di quei 4 atleti diversi l'uno dall'altro, in stili completamente diversi l'uno dall'altro, sono riusciti a prendere 3 su 4 la medaglia, e la quarta sfiorata veramente per pochissimo. È stata un'annata incredibile, partita in realtà da Tokyo, dalle Olimpiadi, e questa positività, questa eccellenza è stata mantenuta durante tutta la stagione, con un mondiale a Budapest straordinario e un europeo in casa a Roma che è stato un pochino la ciliegina sulla torta. Un saluto a tutti i telespettatori di Antena 3. Ciao. E anche di Rete Veneta ovviamente. Uno sguardo in quest'ultimo minuto a 3 notizie. Uno, velocemente, il bollettino Covid di questa mattina, si continua a scendere, meno di 38.000 casi attualmente positivi, 2.182 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Torniamo anche sulla notizia che abbiamo dato nel corso del TG, cioè l'attacco terroristico di questa notte in Mozambico, dove è morta Suor Maria De Coppi, 83 anni, prendiamo l'immagine dal sito dell'agenzia SIR, 83 anni, in Mozambico dal 63, era originaria di Santa Lucia di Piave. Altri presenti in quella missione, in quella scuola, invece sono riusciti a salvarsi. E per chiudere invece un'altra notizia che riguarda un altro incidente sul lavoro. Un 51enne di Gaiarina in provincia di Treviso è morto stamattina a Mareno di Piave a causa dello scontro tra il furgone di cui era la guida e un mezzo agricolo che procedeva nel senso opposto di marcia. Incidente stradale, ma appunto immaginiamo che fosse in movimento per la sua attività professionale. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, sul posto vigile del fuoco e SUEM. Purtroppo i soccorsi sono risultati vani. Con questo chiudiamo il Focus TG di oggi, che torna puntuale domani alle 12. L'appuntamento con informazione su Rete Veneta, come sempre alle 18.50 con TG Bassano, alle 19.15 con TG Vicenza. A voi tutti grazie per l'attenzione, buona giornata.